Buonasera e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash. Aperto un fascicolo di inchiesta dopo un esposto presentato in relazione al progetto sul ponte dello Stretto di Messina. Sulla questione il ministro Salvini ha dichiarato che il PD e la sinistra sono contro le opere pubbliche. Le loro minacce non ci fermeranno, ha affermato il ministro. Arrestati 3 soggetti responsabili del pestaggio di 2 uomini a Randazzo. Gli aggressori sono accusati di estorsione e tentato omicidio. Avrebbero preteso dalla coppia una somma di denaro. La lite sarebbe scoppiata fuori dall'abitazione delle vittime per poi continuare all'interno. Morto un operaio travolto dal crollo di un muro di un'abitazione in ristrutturazione a cui stava lavorando. È accaduto a Campo Felice di Roccella. È stata trasferita all'ospedale di Palermo la bambina di 11 anni che ieri mattina all'uscita di un panificio è stata investita dal conducente di una jeep a Porto Empedocle. La piccola è attualmente intubata e la prognosi sulla vita è riservata. In conclusione il meteo, nella giornata di domani in Sicilia si prevede buon tempo, rimangono costanti le temperature. Per questa edizione è tutto, il prossimo appuntamento domani alle ore 13:30. Arrivederci.